Ancora un rinvio per Samantha Cristoforetti. Il lancio dell'equipaggio Crew 4 era previsto per sabato. Adesso la nuova data è martedì 26, se il meteo permetterà il decollo del razzo della compagnia privata SpaceX. L'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea deve raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale con 3 colleghi NASA. Samantha racconterà la nuova esperienza sul social TikTok, ma non è la prima missione in cui aveva comunicato davvero molto. Silvia Rosa Brusin. Ciao a tutti e benvenuti nel Nodo 1, dove sulla Stazione Spaziale Internazionale consumiamo insieme i pasti. Era il 2014. Samantha Cristoforetti, Astro Samantha come gli appassionati hanno imparato a conoscerla, raccontava la vita nello spazio a noi che eravamo a terra. Ho messo qui qualche esempio degli snack sani che abbiamo qui a bordo della stazione spaziale. Frutta in buste termostabilizzate come questa per esempio è una macedonia di agrumi, e queste sono noci di macadamia, che amo molto, e entrambe sono ottime fonti di proteine sane e di grassi sani. Prima astronauta italiana e con un formidabile curriculum, rimase in orbita per 199 giorni, un record. Era la missione Futura. 8 anni dopo la missione dell'Agenzia Spaziale Europea si chiama Minerva e per la prima volta Samantha sperimenta il nuovo lanciatore americano Falcon 9 insieme a 3 colleghi NASA. Nella precedente esperienza aveva fatto un lungo addestramento a Zvjozny Garadok, la città delle stelle in Russia, ed era partita con una navetta Soyuz. Così ci racconta le differenze. Liftoff of the Soyuz rocket with TMA-15M, 3 new crew members. La Soyuz, bene o male, quando c'è una data di lancio, quella è perché non è molto sensibile alle condizioni meteo. Invece Dragon è particolarmente sensibile Dragon con il Falcon è particolarmente sensibile alle condizioni meteo, quindi ovviamente sapremo soltanto pochi giorni prima se la meteo sarà favorevole oppure no. E infatti il ritardo c'è almeno fino al 26. In orbita un vero ingorgo. Sempre causa maltempo, non riescono a tornare a terra prima di domenica i 4 turisti spaziali di Axiom. La compagnia privata SpaceX di Elon Musk, che ha venduto il loro viaggio a 55 milioni a testa per 8 giorni, è la stessa che deve portare sulla stazione spaziale Samantha e i 3 colleghi NASA. Insomma, c'è un po' di confusione e tanta attesa. E intanto godiamoci un momento della prima missione. È oltre mezzanotte qui sulla stazione spaziale, quindi ho pensato di farvi vedere dove dormiamo. 4 di noi dormono in questo modulo, che è il Nodo 2, mentre altri 2 colleghi hanno i loro alloggi nel segmento russo della stazione spaziale. Si è fatto tardi, sono già in pigiama, è ora di spegnere la luce e andare a dormire. E intanto